ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Ben ritrovati con Estate Giovani. Oggi siamo al Passo del Bocco e andremo a vedere i ragazzi delle parrocchie del Vicariato di Rapallo di quarta e quinta elementare che stanno facendo il campo a Montemoggio. In un mondo di maschere, dove sembra impossibile riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l'uomo, il dolore, la falsità, la violenza, l'avidità, sono mostri da battere, noi però non siamo soli. Canta con noi, batti le mani, alzale in alto, muovile al ritmo del canto, stringi la mano del tuo vicino e scoprirai che è meno duro il cammino così. Il tuo spirito lo sentiamo in mezzo a noi e perciò possiamo credere che ogni cosa può cambiare. Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti, perché siamo responsabili della vita intorno a noi. Canta con noi, batti le mani, alzare in alto, muovile al ritmo del canto, stringi la mano del tuo vicino e scoprirai che è meno duro il cammino così. Ciao a tutti, noi veniamo dalle parrocchie di Rapallo e benvenuti nel nostro campo estivo. Liguria. Brava! Siamo con gli animatori ed una famiglia che partecipa al campo. Io sono Sergio, Stefano, Gianluca, Annalisa e Anita. Innanzitutto partiamo dal capocampo. Come sta andando il campo? I ragazzi come li vedi? il campo molto bene, anche se sono piccoli. Devo dire che rispetto alle altre esperienze degli altri anni questa generazione sta promettendo bene. Ecco, i ragazzi sono molto impegnati nelle varie attività, seguono con interesse, sanno giocare, sanno condividere, quindi diciamo abbiamo fatto centro. Ecco. Come sta andando la tua prima esperienza in campo, l'approccio? La mia prima esperienza sta andando bene, diciamo che a 50 anni è un bel inizio. Dopo che i miei figli mi hanno anticipato ho voluto dare questo mio contributo. Diciamo, da capocampo, comunque da esperto nel settore, quali sono le cose principali perché un campo riesca bene? Beh, intanto bisogna partire dagli animatori, quindi ci vuole un buon gruppo e anche quest'anno abbiamo avuto, diciamo, un grande successo, ecco, con animatori di età differenti e questo è già una ricchezza, ecco, i bambini che vedono gli animatori saper collaborare. E poi tenerli impegnati, saper dare delle proposte buone, fatte vabbè, logicamente da Don Luca, e noi i giochi, quindi saper giocare con loro e insomma tenere alto
il movimento. Ecco. Ricordiamo poi che il campo culmina nella settimana, ma in realtà c'è una preparazione molto più ampia dietro. Bene o male, quanto tempo avete utilizzato? E all'incirca 1 mese e mezzo, perché ogni animatore, cioè ogni piccolo gruppetto di animatori si è dedicato a una giornata in particolare, scegliendo il Vangelo e decidendo anche quali genere di attività svolgere, e quindi questo ha comportato sì che i piccoli gruppetti si vedessero quante volte volevano, e invece per noi tutti insieme almeno 1 mese e mezzo prima. Chiediamo alla famiglia come state vivendo il campo, come vedete. Lo stiamo vivendo come una famiglia, con la difficoltà anche comunque, ma anche la bellezza di avere nostra figlia con noi, ed è comunque, speriamo per lei, una testimonianza, no, dell'amore che ci mettiamo anche per gli altri bimbi. A lei è molto coinvolta anche devo dire, dagli altri bambini che un po' l'hanno presa come sorellina minore, e quindi diciamo anche sotto questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Quindi. È il secondo campo che facciamo con lei, e già l'anno scorso era diventata la mascotte della famiglia, ma la cosa più bella da raccontare è che lei è molto chiusa. All'inizio della settimana dice sempre gli altri bimbi, ragazzi, alla fine poi diventano tutti i suoi amici, quindi questo significa che comunque anche lei vive l'esperienza del campo con lo spirito di condivisione di tutti. Da cosa nasce comunque l'idea, la voglia di fare un campo, nonostante diciamo un ruolo più inedito? Ma nasce dal servizio, da quello che abbiamo nel cuore, dall'amore che abbiamo per i nostri ragazzi, no? Cioè Annalisa è stata la catechista di alcuni ragazzi, e quindi per lei è una sorta di continuazione. Io faccio il servizio di suonare la domenica la chitarra col coro, e quindi anche per me, insomma, è questo spirito di servizio e mettersi a disposizione degli altri. Tornando al capocampo, perché comunque continuare a fare campi? Perché è importante? Beh, si dice sempre, no, che si riceve più nel donare che nel ricevere, no? Io credo che questa frase non debba diventare retorica, ma sempre, come dire, una frase importante da ogni anno, almeno in questa settimana. Poi le occasioni non mancano durante l'anno, ma in questa settimana si sperimenta in maniera molto più intensa. Quindi. Al di là del tuo metterti a servizio per il campo, c'è anche qualcosa che il campo ti restituisce, i ragazzi? Sicuramente l'affetto, la generosità e la voglia di stare insieme, la freschezza che hanno questi ragazzi qua, che sicuramente mi dà una carica interiore non indifferente. E sicuramente tornerò a casa molto più arricchito di prima. Non c'è un'età in cui è troppo tardi di partecipare a un campo? Assolutamente no, anzi ritengo che in ogni momento c'è bisogno di partire, di mettersi alla prova, specialmente con i più giovani. Ora più che mai, in questo periodo qua, in quest'epoca in cui viviamo un'epoca di forti rinnovamenti sia tecnologici che culturali, quindi perché no, buttarsi. Qual è il tema del campo? Il titolo del campo è C'è più gusto. Stiamo affrontando con i bambini, come dire, la possibilità per la loro vita di riscoprire che questa può avere un gusto nuovo nell'amicizia con Gesù e nell'ascolto del Vangelo. E stiamo proprio partendo dalla loro vita quotidiana, da quello che vivono tutti i giorni in famiglia, a scuola, nelle loro attività sportive, proprio per scoprire che veramente una vita secondo il Vangelo può avere un grande gusto. Come stanno rispondendo i ragazzi alla proposta? Ma direi con molto entusiasmo, c'è molta gioia al campo, c'è anche un grande desiderio di vivere insieme questa esperienza che per diversi è la prima volta che fanno un campo estivo. Il tema in fondo tocca proprio le corde della vita quotidiana, quindi sono proprio sollecitati anche a cercare dentro la loro vita quali sono le esperienze che regalano gusto, e ci stiamo anche lasciando accompagnare dalla Gaudete et Exultate, perché stiamo scoprendo in fondo che questo gusto ha un nome ed è la santità, quindi è possibile per tutti, anche per noi, vivere una vita santa, proprio come ci ricorda Papa Francesco nella sua ultima esortazione. Ricordiamo che si tratta di 2 parrocchie insieme, come sta andando l'esperienza dell'interparrocchialità tra ragazzi che magari non si conoscono? Intanto è un bel segno che 2 parrocchie insieme vivano l'esperienza della comunione, la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio e la parrocchia di Sant'Anna, e questa esperienza estiva è anche segno di una comunione che si vive durante l'anno.
I bimbi certamente non si conoscono, o meglio non si conoscono tutti, poi c'è chi è arrivato da una parrocchia rispetto all'altra e magari si è ritrovato a scuola o nel gruppo sportivo, quindi diciamo che i contatti poi ci sono, semplicemente si tratta di andare in profondità nelle amicizie e questi giorni sono per loro un'occasione preziosa. Siamo con Giovanna, Aurora, Ginevra, Elena, Giulia, Emma, Caterina, Riccardo, Matteo, Edoardo. Innanzitutto, è la tua prima esperienza ad un campo? Sì, a parte che ho fatto 2 campi alle scout, però non è questo. Ci spieghi brevemente come funziona, cosa si fa ad un campo? Beh, allora in questo campo ci fanno giocare e al mattino ci fanno svegliare presto per fare la preghiera e alla sera anche. Oltre al gioco, alla preghiera, bisogna anche fare dei servizi, delle cose. Sì, ogni squadra, ci sono i rossi, verdi, gialli e blu, ogni squadra ogni giorno cambia servizio, c'è cucina, bagni, eccetera. Ci spieghi un attimo come funziona la divisione in squadre? Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. Le squadre in pratica devono fare i lavori che dicono gli animatori, che ci spiegano cosa dobbiamo fare, tipo pulire i bagni e andiamo a pulirli, e a levare i piatti, a pulire i tavoli e altre cose. Quando siete a casa, pulite, lavate i piatti, i tavoli? Alcune volte, non sempre. Però al campo lo si fa per quale motivo? Per aiutare gli animatori, perché hanno tante cose da fare. Ci fai un esempio di un gioco che si fa ai campi? Tipo, noi giochiamo a lancia rossa, che ti metti un numero dietro la schiena e se te lo vedono gli devi dare un tappo che è una vita e altri giochi. Di cosa parlate negli incontri? Facci un esempio. Parliamo quando facciamo una breve messa, parliamo del Vangelo, cantiamo e ci sono delle piccole frasi ogni giorno e le discutiamo insieme. Al campo si mangia, si dorme bene? Sì, si dorme bene, si mangiano buone cose. Ieri sera a cena cosa avete mangiato? Ieri sera a cena abbiamo mangiato il minestrone, pollo al forno e poi come frutta c'era la macedonia di mela e pesca e poi come sorpresa c'era la torta. Com'è stare tutto il giorno sempre insieme ad altri ragazzi, agli amici? È bello perché ti senti in compagnia e poi ti senti al sicuro con loro. Hai fatto nuove amicizie al campo? Sì, molte nuove amicizie. E pensi che continueranno anche dopo il campo? Sì, direi di sì. Siamo con Tommaso Pelloni, Gabriele Grondona, Gaia Michalizzi, Alice Solimano, Angelica Filippelli, Giorgi Porrati, Pietro Ferrari, Lorenzo Pigozzi, Davide Villi. È la tua prima esperienza a un campo? Andare in stanza, scegliere i miei compagni della camera, stare con vicino di letto. Come mai hai deciso di venire da un campo? Perché mi sembrava molto, molto bello stare sia con i compagni sia fare molta esperienza. Cosa si fa di base ad un campo? Giochiamo per tutto il giorno e a volte delle squadre puliscono anche le camere, le cucine, un po' di tutto. E ci divertiamo molto tutti insieme. Nel gioco siete divisi in squadre, vero? Sì, ci sono i rossi, i blu, i verdi e i gialli. Infatti abbiamo anche i bracciali.
E poi alla fine c'è una squadra che vince o... Dipende se facciamo torneo oppure se facciamo altri giochi. Oltre al gioco fate anche gli incontri? Sì, facciamo incontri fuori nel giardino, che noi chiamiamo proposta, dove preghiamo o cantiamo. E ad esempio oggi di cosa avete parlato? Abbiamo letto un pezzo di Vangelo, abbiamo parlato di non parlare alle spalle e altre cose. Come sono gli animatori al campo? Bravi. Pensi che in futuro potresti fare l'animatore? Sì. Con gli altri ragazzi ti trovi bene? Sì. E sono miei amici e alcuni sono anche di scuola. E hai fatto anche nuove amicizie? Sì. Qual è la cosa più bella che si fa al campo che a casa non puoi fare? La cosa bella è stare con cioè anche persone che tu non conosci, giocare con loro e poi fai amicizia con loro, quindi ti diverti con persone che non conosci. Poi è bello perché poi usciamo tutti, giochiamo anche, cioè bello, cioè proprio facciamo tipo dei giochi, rispettiamo le regole, così ci divertiamo di più. Poi c'è quello lì che vince e che perde, però l'importante è partecipare. Ti manca qualcosa di casa? Non particolarmente, perché qua se qualcuno gli vorrebbe qualcosa di elettronico, qua è proprio il campo dove non devi usare le cose elettroniche e giocare, divertirti senza niente. Siamo con Nicolò, Matteo, Michael, Mattia, Giovanni, Filippo, Matteo, Riccardo, Stefano. Allora, come mai hai deciso di venire a un campo? Beh, perché innanzitutto mi hanno parlato molti miei amici di questo campo ed ero curioso. Poi volevo provare le emozioni di stare senza i genitori per un po' di tempo e stare con i miei amici. Ti era mai successo prima del campo di stare così tanto tempo con dei ragazzi della tua età? No, mai. È la prima volta. Ed è complicato o è bello? Sì, è abbastanza bello, anche se a volte mi trovo abbastanza male con qualcuno. Ci spieghi brevemente le cose principali che fate al campo? Allora, la mattina ci svegliano, poi andiamo in chiesa, dopo facciamo colazione, andiamo in camera, ci laviamo i denti e facciamo alcuni giochi. Poi nel pomeriggio facciamo un'altra messa e poi si mangia la sera. Dopo la cena si fa un gioco all'aperto e si fa dormire. Ai campi ci hanno detto che si fanno anche dei servizi, ci puoi spiegare più o meno in cosa consistono? Beh sì, a volte allora, ci affidano dei ruoli per squadre, perché siamo divisi in squadre, e ci sono delle squadre che puliscono i bagni, le camere, alcune mettono a posto i giochi, altre la cucina e altre la liturgia, sì. Al campo hai imparato a fare delle cose nuove? Sì, ho imparato a stare con delle persone che non conoscevo e a imparare a festeggiarmi un po' da solo senza i genitori. E senti la mancanza di qualcosa di casa? No, cioè io non sento la mancanza dei miei genitori, cioè sto bene con i miei amici. Hai fatto nuove amicizie al campo? Sì, molte, e il prossimo anno mi piacerebbe ritornarci. Con gli animatori come ti trovi? Molto bene, perché anche se sono tutti simpatici e in generale molti, cioè, sono davvero tutti simpatici e quindi mi trovo molto bene. E ti piacerebbe in futuro fare l'animatore tu stesso? No, però non credo. Senti, ma la mancanza magari della tecnologia, del computer, di internet? No, sto bene così con i miei amici.
Estate Insieme è cominciato da più di una settimana, com'è andata? Ma diciamo che è un periodo duro per noi animatori, perché abbiamo a che fare con molti bambini, però è da loro che impariamo e soprattutto riusciamo ad essere delle persone migliori. È iniziata mercoledì scorso, della scorsa settimana, e questa è la prima settimana che, come oggi, abbiamo iniziato a fare dei giochi acquatici che sono quelli con cui i bambini si divertono di più. Qual è il tema di Estate Insieme? Il tema quest'anno l'abbiamo scelto tutti insieme col Don e abbiamo deciso di scegliere un tema legato all'amicizia. Infatti il tema è un'amicizia più grande. Il Don ogni giorno dell'insieme sceglie una storia che è legata a questo tema e la legge a tutti noi ragazzi. E oggi in particolare che giochi avete fatto? Oggi è un giorno un po' diverso perché, essendo mercoledì, l'Estate Insieme è iniziata dalle 9 del mattino. Abbiamo mangiato tutti insieme e in particolare abbiamo fatto dei giochi acquatici, giochi famosi dell'Estate Insieme, possiamo dire. E quanti sono i ragazzi? I ragazzi sono circa una settantina. Insieme a noi animatori arriviamo a 80-90 persone e tenere 70 ragazzi è veramente dura, però quando li vedi sorridere stai bene. È la prima volta che fai animatore o l'hai fatto anche gli anni scorsi? No, l'ho fatto anche gli anni scorsi e ogni anno scopro sempre qualcosa di nuovo e mi piace sempre di più farlo. Cos'è che ti piace di più dell'animatore? Io quando arrivo a fine giornata e sono stanco, questa è la cosa che mi piace di più. Svegliarmi al mattino sapendo di avere a che fare con dei bambini che possano insegnarmi qualcosa e arrivare la sera stanco è una cosa veramente che mi piace. È il primo anno che fai l'animatrice? No, è già 3 anni che faccio l'animatrice. E cos'è che ti spinge ogni anno a continuare a farlo? Stare con i bambini è un'esperienza bella, perché comunque mettono sempre allegria, gioia, è una bella esperienza e consiglio comunque di farla perché appunto è un'esperienza bella e da fare ogni anno. Quali sono i giochi che avete fatto oggi? Allora, oggi abbiamo fatto sia la mattina sia il pomeriggio. La mattina abbiamo fatto giochi magari senza la piscina, come ad esempio portare dei pezzi di pasta da una parte all'altra del campo, e invece oggi pomeriggio uno dei giochi che abbiamo fatto che è piaciuto di più è stato Diluvio Universale, che noi animatori eravamo sul terrazzo a buttare delle secchiate d'acqua e i bambini sotto coi bicchieri a raccoglierli e poi a portarli in un cantino che poi si vedeva la quantità d'acqua, qual era di più, qual era di meno. L'organizzazione di Estate Insieme quanto è stata impegnativa? Tanto, perché noi animatori abbiamo fatto un campo preparatorio e poi ogni volta dopo Estate Insieme ci fermiamo per preparare la giornata successiva e poi la mattina oppure prima di Estate Insieme ci vediamo e prepariamo il materiale, rivediamo la scaletta, formiamo già le squadre prima, così per rendere Estate Insieme un bel momento di allegria, di gioco. Il tema di Estate Insieme è un'amicizia sempre più grande. Chi ha deciso il tema di quest'anno? Il tema è stato deciso da Don Fausto e sarà anche il tema del campo delle elementari di quest'anno. Cosa significa fare l'animatore? Fare l'animatore vuol dire mettersi in gioco, vuol dire uscire da se stessi per aiutare gli altri, per mettersi al servizio degli altri. Penso che sia una delle cose più belle che possa esserci, perché ti fa conoscere una parte di te stesso che magari in altre situazioni non conosceresti mai. Da quanto tempo fai l'animatore? Ormai sono quasi 10 anni, perché ho iniziato a 13 anni dopo che ho fatto la cresima, e i primi 2 anni con Don Sergio e i successivi con Don Fausto, ai campi, all'Estate Insieme, e da 2 anni anche al camp estivo del Rupinaro Sport, che mettiamo in collaborazione con l'Estate Insieme. Il tema di queste giornate di gioco qual è? Il tema di queste giornate di gioco è quello dell'amicizia, ovvero l'essere amici. Penso che l'amicizia per i bambini sia uno degli elementi più importanti in assoluto. Come le regole nel gioco, il rispetto delle regole nel gioco, penso che le amicizie nascano soprattutto a questa età. E direi che è un tema azzeccatissimo. I bambini con queste esperienze riescono a conoscerci, si fanno dei nuovi amici, e anche i campi ovviamente
si possono vivere queste esperienze, si possono rafforzare delle amicizie che si avevano già in precedenza, e quindi penso che sia uno dei temi più azzeccati in assoluto. E nel concreto come si sviluppa questo tema? Il concreto si sviluppa facendo dei giochi soprattutto di collaborazione e magari una singola bandierina che può essere un qualcosa di individuale, noi lo trasformiamo in un gioco di squadra, ovvero chiamando più numeri, facendogli fare determinate mosse come il carighino, quindi mettere 2 persone a fare una sedia, la persona sta sopra la sedia, un aeroplano, 2 prendono le braccia, 2 le gambe, cioè cerchiamo di farli conoscere e stare insieme il più possibile. E qual è il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito è calcio bandiera, ma sono un po' di parte perché da sportivo mi piace il calcio. Quindi... Adesso sei animatore, però sei stato per tanti anni anche animato. Quale ruolo preferisci di più, animato o animatore? Se devo essere sincero, mi piace 10.000 volte di più l'essere animato, perché vivi spensierato tutti i giochi, pensi solo a giocare, a divertirti. L'animatore è un livello superiore secondo me, perché devi organizzarlo, c'è tutta una preparazione dietro, uno stare attenti ai giochi, uno stare in mezzo ai ragazzi, che è molto più impegnativo. Ovviamente ti fa crescere come persona, però se dovessi scegliere tra i due l'animato è molto più facile, molto più bello. Di animatrice, come va? Come ti senti? È un'esperienza stupenda, io la consiglio a tutti, perché vedere il sorriso dei bambini e vedere che ti abbracciano e ti vogliono bene nonostante non ti conoscano e nonostante tu non sia parte della loro famiglia è un'emozione grande che secondo me può superare solo quella di fare la mamma. Quali sono stati i giochi della giornata? I giochi della giornata finora sono stati bombardamento, in cui i bambini devono tirare i palloni all'interno della piscina e noi animatori siamo dentro la piscina e cerchiamo di non farli entrare. Poi abbiamo fatto canguro celai, ovvero i bambini partono da una parte del campo e saltano cercando di arrivare alla meta e la squadra avversaria deve cercare di toccarli. E per ultimo abbiamo fatto Bora Bora, in cui è una staffetta, bisogna prendere un pallone da una parte della piscina e portarlo dall'altra. E di estate insieme cos'è che ti piace di più di tutto? Ovviamente i bambini, che sono i protagonisti di questa esperienza, e perché ti regalano, come ho detto prima, i sorrisi e gli abbracci, che sono una cosa stupenda come sempre. Tu frequenti le scuole superiori, adesso che è finito l'anno scolastico ti dedichi interamente ai bambini o fai anche altre attività? Allora, io sono in terza superiore, quest'anno farò la quarta e oltre a questo ovviamente devo anche studiare, però in questa parte dell'anno mi dedico soprattutto ai bambini e poi aiuto mio padre a lavorare, che ha un'azienda, e poi vabbè, studierò per i compiti estivi anche se la voglia è poca. E riesci a conciliare la scuola, i compiti estivi con queste attività? Sì, perché a volte salto un giorno a settimana per cercare di andare a lavorare e la mattina invece studio e il pomeriggio vengo qui. E qual è il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito è Bulldozer, che consiste nel prendere i bambini e buttarli in piscina mentre loro cercano di non farsi prendere. È un gioco veramente bello perché coinvolge sia animatori che animati e rende il gioco molto allegro. In che modo cerchi di trasmettere il tema dell'amicizia? Cercando di far conoscere i bambini con altri e cercando di farli fare amicizia, appunto. Mi è capitato già più volte che magari arrivassero bambini piccolini di prima che erano timidi e non volevano giocare perché non conoscevano nessuno. Allora cercavo di farli entrare all'interno di magari un gruppo anche di bambini più grandi e di farli stare insieme in modo che l'aiutassero poi a giocare insieme agli altri.
Qual è il rapporto tra gli animatori e quanti siete? Bellissimo, è un rapporto bellissimo, con molti ci conosciamo da tantissimi anni, con alcuni ho fatto anche le elementari, quindi ci conosciamo veramente da tanti anni, anche con quelli più giovani, dato che io sono quella tra i più grandi ormai, ho un bel rapporto, ci conosciamo e è bello, ci frequentiamo nel quartiere, facciamo gli incontri d'inverno settimanalmente con Don Fausto, quindi c'è modo di conoscerci. Vi frequentate anche al di là degli incontri da preparare? Sì, certo, ci incontriamo in giro, andiamo in giro per Chiavari, poi ci ritroviamo anche qua a Casa Caritas, magari quando è brutto tempo, e giochiamo, mangiamo spesso qua anche insieme. Quanti animatori siete? Non c'è un numero preciso, però sempre 10, 15, anche di più a volte, dipende dalle annate. Insomma, ci si ruota, quelli più grandi magari con l'università e con altri impegni vengono di meno e arrivano quelli più giovani, quelli di 15 anni, e quindi c'è sempre un giro di animatori. E invece i ragazzi, i bambini, quanti sono più o meno? Sì, i bambini ogni anno aumentano sempre di più e per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che si divertono e che gli piace stare con noi, che si trovano bene. Noi ci troviamo molto bene con loro e abbiamo un rapporto molto bello. Li prendiamo già da piccoli e li vediamo crescere e noi cresciamo con loro, quindi è molto bello. Cosa ne pensi del tema scelto quest'anno? Penso che sia un tema molto bello e attuale, giusto da affrontare in questo momento che nel mondo non c'è tanta amicizia, e diffondere questi messaggi ai ragazzi è molto bello, e anche per noi un po' più grandicelli ricordarci di questi messaggi che sono sempre importanti e attuali. Oggi è il primo giorno che vieni, come ti è sembrata questa giornata? È una bella giornata, i bambini sono tantissimi, sono tutti uniti tra loro, si vede che si sono amalgamati bene in queste 2 settimane ed è un bel clima. È la prima volta che fai l'animatrice? No, sono già diversi anni che faccio l'animatrice e per vari impegni non ho più potuto, frequentare i bambini, però sono riuscita a tornare e sono molto contenta di questo. Cos'è che ti piace di più dell'animatrice? Beh, il calore e l'affetto che riescono a darti, perché anche se a volte non sembra, ci vogliono davvero tanto bene, sono davvero legati a noi. Che tipo di rapporto si instaura con i bambini e i ragazzi in seguito a questi tipi di incontri? Si instaura sia un rapporto di amicizia, sia diventiamo come dei loro confidenti quasi, e quindi per ogni consiglio possono venire da noi. E durante l'anno scolastico fate incontri, iniziative, eventi? Io ad esempio faccio catechismo ai bambini che adesso andranno in quarta elementare, quindi dovranno fare la comunione, e sì, facciamo questo più che altro. E qual è il tuo gioco preferito? Beh, diciamo che è Barra, che è un gioco abbastanza complicato, infatti non viene fatto spesso e bisogna correre più che altro, e piace molto anche a loro. Con una parola, Estate insieme è? Amicizia. Il tema di quest'anno è l'amicizia. Come è nata l'idea? Il tema è l'amicizia più grande, la scoperta di come l'amicizia abbia livelli diversi, grandezze diverse. Per i bambini il dire proprio che sia più grande e aiutarli a scoprire come questo valore dell'amicizia, della relazione possa avere significati diversi nella loro vita. Oggi i ragazzi sono abituati ad avere gli amici sui social, ma non è quella l'amicizia più grande. L'amicizia più grande è quella di chi fa un'esperienza importante nella sua vita con qualcuno che diventa importante per la sua vita. Allora è la scoperta dell'amicizia tra di loro, delle radici profonde dell'amicizia con Gesù sarà il tema del campo, e di come dall'amicizia con Gesù nascono amicizie più autentiche, più sane, più ricche e capaci anche di far vivere poi insieme delle esperienze belle, divertenti, di servizio, di attenzione dell'uno all'altro. Come è sviluppato questo tema nell'arco delle giornate? Noi abbiamo ogni pomeriggio e ogni giornata, perché sono anche 2 giornate intere, un momento dove
leggiamo insieme una storia o una testimonianza, sono alcune favole oppure racconti di esperienze di vita di santi, che poi con i ragazzi brevemente commentiamo e ogni volta ricordiamo quella delle volte precedenti, poi concludiamo con il Padre Nostro. E poi c'è l'esperienza del gioco, dove quello che abbiamo ascoltato, quello che è il tema del campo, lo si vive. Perché parlare ancora di amicizia oggi, nel 2018? Beh, per loro è nuova, sono i bimbi del 2018 e poi credo che per tutti, anche per me adulto, per tutti l'amicizia sia un bene da scoprire continuamente e da riscoprire. Non è un caso che Gesù ai suoi discepoli dica: vi ho chiamato amici, quindi c'è un valore nell'amicizia che è profondissimo ed è da rinnovare, da riscoprire, e per loro sono i primi passi in questa grande avventura. E qual è la reazione da parte dei bambini? Ma ditemelo voi, come vi sembrano? Amici? Ciao, semplicemente